C'era una volta in un paesino tanti bambini allegri e vivaci. Dopo scuola giocavano con l'unico pensiero di essere felici, a volte fino a sera. Ma un giorno da molto lontano arrivò un invisibile nemico, chiamato coronavirus. Pensava di essere invincibile, voleva conquistare il mondo. Tutti i bambini dovevano rimanere a casa, non potevano neanche andare a scuola. Ma un bel giorno arrivarono dei supereroi. I supereroi avevano capito come sconfiggere il nemico. Giorno dopo giorno, coronavirus diventava sempre più piccolo e debole, finché non scomparve del tutto. Tutti i bambini sapevano di dover ringraziare i supereroi. Così organizzarono una grande festa per festeggiare insieme. I bambini ritrovarono l'allegria e potevano di nuovo andare a scuola. Ma mai nessuno avrebbe dimenticato i supereroi.